Oggi facciamo un po' una fotografia di ciò che è il momento attuale della Fortitudo Moncada. Soddisfatto? Siamo ormai all'ultima parte del campionato e con una sintesi di ciò che è stato anche quest'anno. Ma sicuramente siamo in dirittura finale, mancano 7 partite, quindi più o meno un quarto della stagione regolare, siamo in lotta per i playoff, stiamo combattendo fra coloro che cercano di evitare i playout e coloro che cercano di entrare nei playoff, siamo 8 squadre in 4 punti e questo testimonia il grande equilibrio, il grande livellamento di un campionato e oltretutto le finali di Coppa Italia ci ritornano un'immagine del nostro girone rivalutata, considerando che a vincerlo è stata una squadra dell'Ovest e quindi questo dà anche il senso del reale valore del campionato. Siamo in linea con i nostri obiettivi, è stata una stagione finora abbastanza difficile per alcuni contrattempi, infortuni, situazioni, però direi che i ragazzi la stanno gestendo con grande entusiasmo ma anche con grande maturità. Adesso la partita con Rieti apre questo sprint finale per i playoff al termine del quale speriamo di essere fra le 8 elette. Una squadra giovane all'inizio del campionato, un esperimento che è ben riuscito anche per il patron Moncada, no? No, credo che questa nuova idea, no? Questo nuovo modo di interpretare anche la costruzione della prima squadra ci abbia dato stimoli forti a noi, ai ragazzi, a tutti quanti e credo che sia una scommessa che per ora come programmazione stiamo vincendo.